Nessuno deve rimanere indietro, non è solo uno slogan, ma sono soldi concreti nelle tasche di chi realmente ne ha bisogno. Mentre gli altri partiti politici si interrogano se hanno speso bene o male 800 mila euro, noi invece ci interroghiamo a chi devolvere i soldi che ci sono avanzati dalla nostra campagna elettorale. 23 mila euro abbiamo raccolto di piccole donazioni di persone spontaneamente fatte durante la campagna, bene, ce ne sono avanzati ancora 4.000 e questi 4.000 abbiamo deciso di donarli a chi veramente ne ha bisogno, ovvero le persone colpite dal tornado della Riviera del Brenta. Siamo stati proprio il giorno dopo là nei comuni colpiti e abbiamo toccato con mano la gravissima situazione e quindi questo è veramente un piccolissimo segno che potevamo fare e dovevamo farlo. Non potevamo fare diversamente. Noi questi soldi li avevamo lì, ci sono avanzati e riteniamo che sia il motivo assolutamente più importante. Questi sono soldi dei veneti che ritornano ai veneti, sono soldi che abbiamo raccolto da attivisti e anche da donazioni di liberi cittadini, quindi gente semplice che ha voluto dare un contributo per il nostro lavoro, per essere arrivati qui in regione. Quindi noi siamo orgogliosi in questo momento di effettuare questa scelta, ridando indietro la parte eccedente ai veneti, soprattutto quelli in situazioni di difficoltà come i cittadini della Riviera del Brenta.